Gigio Bresciani, dopo un filotto di 6 vittorie, è arrivato uno stop, ci poteva stare al limite a Bassano, senza Checco Compagno, non dimentichiamolo mai, e con una prestazione in cui però Lodi ha fin lì da rimproverarsi. Secondo me sono più i meriti da scrivere al Bassano, più che eventuali demeriti di Lodi, che tu da allenatore ovviamente dovrai comunque rintracciare. Penso che il Bassano ha fatto una grande partita, l'ha dimostrato, è partito bene. Però io, come ho parlato ai ragazzi nello spogliatoio, io ho dei ragazzi fantastici, si allenano sempre alla morte e mi seguono in tutto e per tutto. E io questa settimana forse ho un po' esagerato con il lavoro, l'ho un po' imballati. E stasera ho visto una squadra in difficoltà per colpa del sottoscritto, dell'allenatore che ha... diciamo manca Compagno, manca anche Monticelli che si è strappato, è mancato fa 5 questa settimana per 2 giorni per un virus, e ho dei ragazzi che ci aiutano bravissimi, però io per tenere un ritmo alto allenamento ho forse caricato un po', volevo intensità, e alla fine stasera la mia squadra l'ho imballata. L'ho vista in difficoltà fisicamente, il Bassano ha fatto la loro partita, sono stati bravissimi perché è una squadra fisicamente che corre come noi, però stasera ne avevamo di più, perciò io ai miei ragazzi gli ho detto: voi siete dei veri campioni perché siete dei professionisti seri, si allenano sempre alla morte. Ma questa volta il vostro allenatore ha chiesto troppo da voi e voi eravate stanchi stasera, siete stanchi di gambe e di testa, vi ho stancato. Cerchiamo di recuperare, da questo da ogni sconfitta si impara, e penso che questa volta chi deve imparare sia l'allenatore Bresciani, che tutti se ne parla, ma ha fatto stasera secondo me, poi potevo perdere lo stesso perché il Bassano è una grande squadra, però io la mia squadra stasera l'ho messa in difficoltà e dispiace molto, però si lavora per questo, si migliora per questo, so che i ragazzi credono anche nel mio lavoro, perciò lavoreremo e cercheremo sempre di migliorarsi. Autocritica insolita che ti fa onore, ma insolita non perché non siamo abituati a sentirti molto schietto, ma perché è insolita nell'ambiente degli allenatori. Invece bisogna guardare avanti perché tutto è aperto, c'è il Valdagno all'orizzonte, c'è la voglia di tornare al successo, c'è la voglia di riprendersi il secondo posto che è ancora lì, alla portata. Sì, ma arriveremo come alla fine del girone d'andata, tutte lì, siamo 4-5 squadre, si è raggiunto anche il Valdagno ultimamente, 6 squadre che se la giocano. Anche il Trissino sicuramente ha qualcosa in più, ma facendo tante partite potrebbe anche perdere un po' di intensità nervosa perché giocando tanto, girando l'Europa, perciò si potrebbe anche approfittare di quello con il Trissino, però quello che penso che sarà dura fino alla fine, che ce la giocheremo fino alla fine e saranno proprio i dettagli a fare la differenza. Spero di recuperare il prima possibile Checco, e settimana prossima leva il gesso, speriamo sia tutto a posto e poi piano piano rientrerà e sarà un nuovo acquisto, diciamo.